Allora, dovremmo essere in live, eccoci qua, e quindi bentornati su Parresia. Allora, per parlare di fatto altri argomenti e spezzare un pochino, stasera parliamo, indovinate un po', di meme e del loro rapporto con la politica online. Ne parleremo con la professoressa Roberta Bracciale, docente, spero di dirlo bene, di sociologia dei nuovi media all'Università di Pisa, che io ringrazio molto per la sua disponibilità e quindi di conseguenza buonasera Roberta, grazie di essere qui. Grazie per l'invito e grazie per prestare attenzione a questo tema, diciamo, sui fantastici memini che ci appassionano tanto. Allora, partiamo dal presupposto che io, diciamo che mi sono imbattuto nel tuo libro, o meglio nel vostro libro, che io a questo punto consiglio, in realtà ce ne sono tanti di Uno articoli e libri spottone. che sono stati pubblicati anche dalla professoressa Bracciale, però noi ci baseremo più che altro su questo libro, La politica pop online, i meme e le nuove sfide della comunicazione politica, edito per i tipi Il Mulino, se non ricordo male, 2019. Sì. Ovviamente in descrizione c'è la sinossi del libro, quindi per chi dovesse essere interessato può andare tranquillamente a vedere. Io mi ci sono davvero imbattuto, ero in un libraccio, l'ho trovato interessantissimo e molto catchy dal punto di vista della copertina, anche perché insomma avere Pepe the Frog travestito da Trump era qualcosa di, oddio, aspetta, lo devo avere sicuramente, c'è qualcosa di interessante che devo leggere. E da lì insomma poi nonostante varie insomma vicissitudini per causa di forza maggiore, siamo arrivati finalmente a questa live che insomma spero che possa ovviamente interessarvi. Allora, io intanto condivido, dato che hai per noi delle slide, ecco, dovremmo vederle qui, ecco, e ti chiederei un po' insomma di iniziare con di fatto un topic primo, e basiamoci un po' anche sul tuo indice di questo libro, è dalla televisione ai social media, no? Sì. C'è stato un cambiamento della comunicazione in generale, ma più specificatamente anche della comunicazione politica. E voi descrivete molto bene, anzi, queste tre svolte, diciamo, tra vecchia e nuova politica, ma anche tra vecchia e nuova comunicazione, possiamo dire. Ecco, potresti illustrarci un po' tutto questo processo, Roberta? Grazie mille. Sì, certo, e grazie per la domanda. Sì, diciamo che le tre svolte che si trovano nel libro, questo è un libro diviso sostanzialmente in due parti. La prima parte è una parte che riflette sul concetto di trasformazione della politica negli ultimi anni, a partire ovviamente dall'introduzione della televisione commerciale all'interno delle nostre vite, no? Quindi l'arrivo di Berlusconi sulla scena con la famosa discesa in campo nel 1994 e a partire dalla riflessione sulla popolarizzazione della politica, diciamo, sui media tradizionali, arriva piano piano a individuare un nuovo processo che noi abbiamo chiamato di memizzazione della politica contemporanea, che avviene grazie soprattutto ai nuovi media, perché i social media ci hanno messo in condizione di poter essere tutti partecipi con un like, una condivisione, una produzione, l'immissione in rete di una GIF, di qualsiasi contributo che i pubblici connessi riescono a mettere online. Ora, la cosa interessante è che in realtà, diciamo, il pubblico in generale, cioè le persone che vedono i meme, pensano sempre che i meme siano soltanto quelle immagini, quelle foto col testo sopra e il testo sotto che fanno un po' divertire, e che noi condividiamo all'interno dei nostri canali, dai social media, i personal media, WhatsApp, Telegram, e i neonati nuovi social media come Threads. Però in realtà i meme innanzitutto hanno più formati, quindi i meme possono essere una base musicale, una canzone, una GIF che abbiamo all'interno dei nostri smartphone, ma possono rappresentare non solo un prodotto divertente, ma anche un prodotto in cui si nascondono ideologie, forme di propaganda, forme di stereotipi, forme, diciamo,
meno divertenti del discorso pubblico. Allora noi siamo partiti, come ricordavi tu Luca, da una definizione di una trasformazione che abbiamo riassunto sostanzialmente in tre passaggi fondamentali. Un primo passaggio ha a che fare con la nascita appunto della televisione commerciale. La diffusione dei social network è il secondo passaggio, e il modello politico del grillismo è il terzo passaggio. Per televisione commerciale intendiamo l'arrivo di Berlusconi. Berlusconi arriva, cambia totalmente la scena politica, cambia la televisione, introduce un nuovo modo di fare politica, ma anche un nuovo modo di presentarsi ai cittadini, a fronte del fatto che dopo Mani Pulite sostanzialmente in Italia il distacco, la disaffezione, il disincanto rispetto alla politica, la fiducia nelle istituzioni declinavano in maniera vertiginosa, e quindi questo suo modo di appunto usare metafore calcistiche, arrivare diciamo come un nuovo protagonista all'interno della scena politica, cambia non solo diciamo la televisione, ma cambia la politica stessa, e quindi i politici si iniziano a rendere conto che se vogliono ottenere visibilità devono rispondere alle logiche dei media, quindi devono essere bravi a raccontare qualcosina di sé, devono essere bravi a farsi vedere e farsi riconoscere come persone comuni, quello che poi negli ultimi tempi ha preso un po' la piega del cosiddetto populismo comunicativo, cioè la capacità di in qualche modo far leva su un sentimento di riconoscimento all'interno della società, e quindi pur essendo parte dell'elite, diciamo, farsi sentire come se si fosse parte del popolo. E su questo chiaramente i social media hanno avuto un processo, diciamo, hanno prodotto un'accelerazione molto forte, perché i social media consentono a chiunque di prendere la parola in maniera disintermediata, quindi senza bisogno che vi sia più la figura giornalistica a raccontare, a personalizzare la vita del politico, o a raccontarci che cosa fa in spiaggia, quando è andato a fare la spesa, cosa ha comprato e così via. Quindi cambia il giornalismo, cambia la politica, cambia la comunicazione politica. E quindi questo ci porta al secondo punto, che è la diffusione dei social network sites, a cui aggiungerei oggi anche molto i personal media, quindi tutte le chat di discussione che abbiamo, appunto prima citavo WhatsApp, Telegram, cioè tutte quelle forme di comunicazione che per noi ormai sono diventate quotidiane, in cui non riconosciamo più una differenza come magari era solo 10 anni fa tra online e offline. Ormai siamo on life, quindi la nostra vita si svolge interamente tra l'online e l'offline, come questa diretta diciamo ci dimostra, no? E questa diffusione dei social network ha prodotto un processo di progressiva assimilazione delle regole, diciamo, grammaticali di queste nuove piattaforme all'interno della politica italiana. Quindi i politici non più devono rispondere ai ritmi, ai tempi, alle grammatiche dei media mainstream, i media generalisti, la televisione, i quotidiani e così via, ma devono anche saper stare sulle piattaforme digitali, quindi devono saper utilizzare i social media, devono saper interagire con i propri pubblici, ognuno poi lo fa in maniera diversa, chi ha team di comunicazione molto più ampi, chi più ristretti, chi addirittura lo usa, usa queste piattaforme in solitaria. Trump, che citavi all'inizio, è stato un esempio, diciamo, fulgido di questo uso personale, tant'è che lui usava Twitter assolutamente con un account personale che non era quello del presidente degli Stati Uniti, ma che era il suo vecchio account Twitter, e che twittava all'impazzata qualsiasi cosa, diciamo, gli venisse in mente, con grave, cioè, talvolta con un tentativo da parte dei suoi consulenti di comunicazione di inseguirlo per evitare incidenti diplomatici anche internazionali. E il terzo punto ha a che fare con la introduzione all'interno della nostra sfera pubblica diciamo, del movimento creato da Beppe Grillo, quindi il Movimento 5 Stelle, perché l'introduzione di una nuova capacità comunicativa attraverso lo sfruttamento delle piattaforme digitali fa sì che in realtà gli altri politici, che magari nicchiavano un po' nell'adozione di alcune tecnologie, inizino a utilizzare i siti web, all'inizio ovviamente i blog, poi i siti, poi iniziano con le piattaforme digitali, e quindi
il Movimento 5 Stelle spinge, Grillo col suo blog, spinge con l'organizzazione di eventi, ricordiamo per esempio il famoso Vaffa Day, no? Spinge i politici a cercare nuove forme di visibilità dirette con i cittadini per ottenere una maggiore, diciamo, affezione da parte di questi, di cui poi sperano di avere riscontro durante le campagne elettorali e durante il voto. Questo tipo di comunicazione è un tipo di comunicazione che ha un impulso fortissimo e che poi ci porta a parlare di memizzazione quando i meme diventano reali, cioè quando i meme sono alla portata di tutti, ognuno di noi può avere nel suo smartphone decine di app per la produzione automatizzata di meme con maggiore o minore capacità, diciamo, raffinatezza, ma che poi in realtà diventano uno strumento collettivo di condivisione di idee, di immagini, di punti di vista, di posizionamenti politici e così via, e per i politici, perché no, diventano anche un modo per attaccare i propri avversari o per fare propaganda politica. Quindi il libro nasce un po' da questa idea di voler ragionare su un oggetto che, appunto, l'apertura è non sono semplicemente meme, non è semplicemente un meme, su un oggetto che viene reputato un oggetto sciocco, un oggetto divertente, che in realtà però nasconde tutta una serie di altre dinamiche comunicative che spesso noi non riusciamo a intravedere, perché sono dinamiche che agiscono magari alle nostre spalle, perché non riconosciamo chi ha immesso quel meme in rete e se aveva un obiettivo specifico, per esempio di propaganda, come nel caso di Trump che è in copertina. Allora, guarda, io c'è giustamente un nostro ascoltatore che per l'appunto ci dice, quindi ciao Giorgio, dice: io ho sempre pensato che la svolta siano stati i programmi TV di Funari e di Costanzo. Sì, però questi due programmi, se non ricordo male, si inserivano comunque in una cornice ben più ampia che di fatto era la TV commerciale. Era quella di Berlusconi. Quindi specialmente poi Funari, che ha avuto insomma così tanti, per me era un grande sinceramente per il suo tempo, comunicatore perlomeno, no? Cioè arrivava direttamente allo spettatore e alla pancia dello spettatore, sapeva esattamente come arrivare a titillare determinati nervi. Ecco, Costanzo era un pochino, diciamo, come linguaggio forse un po' più alto, ma anche lui grande, se possiamo dire, influencer da un certo punto di vista. Io ricordo molto bene come riusciva anche a saper vendere un nuovo autore all'interno delle sue trasmissioni, per quanto riguarda ad esempio l'editoria, giusto per fare degli esempi. E quindi sì, si inseriscono, vero quello che dici Giorgio, si inseriscono appunto nella TV di fatto commerciale. La cosiddetta neotelevisione, diciamo, era, che insomma, passato qualche anno era all'epoca era nuova, nuovi formati più rapidi, più veloci e soprattutto un punto centrale. Cioè, quella era la televisione commerciale che a un certo punto si rende conto che le persone, i cittadini, perché i pubblici sono anche cittadini, quindi dobbiamo sempre ricordarci che poi i pubblici sono persone che votano, no? Per esempio, non erano più interessate alla politica. Quindi il crollo delle grandi ideologie, il venir meno del voto di appartenenza, eccetera, in qualche modo impone ai media, la televisione su tutti, ma di trovare nuove modalità per fare audience, cioè per tenere il pubblico inchiodato di fronte a quella trasmissione. E quindi tutto sommato per fargli digerire le cosiddette hard news c'è bisogno di soft news, quindi di intrattenimento, c'è bisogno io dico sempre su internet, c'è bisogno dei gattini, cioè c'è bisogno di qualcosa che riesca a far passare la politica anche in un contesto più giocoso, più di intrattenimento, in trasmissioni più popolari, no? Pensiamo a me viene in mente non è la Rai. Cioè, giusto per dire, ma ce ne sono state tantissime ultimamente, no? Tutte le trasmissioni, per esempio, di Barbara D'Urso, pensiamo all'unione tra informazione e intrattenimento, no? Il Love su Canale 5, in cui Barbara durante il Covid ci insegnava a lavarci le mani, quindi l'informazione insieme all'intrattenimento, e magari poi dopo c'era il VIP di turno che veniva ospitato perché aveva partecipato a un tale show, eccetera. Quindi questa necessità che noi definiamo come, diciamo, l'unione tra informazione e intrattenimento, quindi la chiamiamo infotainment, è una necessità che deriva dal fatto che le persone vogliono utilizzare sempre più
i media come oggetti che li distraggono dalla vita quotidiana, gli permettono di magari staccare il cervello dopo una giornata particolarmente complicata, e quindi sono interessati prevalentemente a informazioni leggere. Questo non significa che tutti chiaramente siano diciamo interessati solo a informazioni leggere, ma nel corso del tempo scende, diciamo, la quota percentuale di persone che sono appassionate di politica, che sono ideologicamente legate a una parte politica. Durante, diciamo, la nostra chiacchierata magari facciamo esempi su progressisti e conservatori, insomma, per non citare partiti specifici, però in realtà è venuta meno questa appartenenza nel corso del tempo, e quindi siamo di fronte anche a pubblici più flessibili, cittadini più flessibili, che in qualche modo permettono, diciamo, possono essere convinti perché non sono indecisi. La percentuale di indecisi cresce sempre di più nel corso del tempo, sempre meno persone vanno a votare, la partecipazione elettorale diciamo declina nel corso degli anni, e quindi il fatto di infarcire anche la politica con l'intrattenimento, di raccontare il lato pop dei politici, permette in qualche modo di renderli popolari, di renderli riconoscibili, di far sì che le persone sappiano che è il politico di riferimento. Noi abbiamo avuto un caso emblematico in Italia che, diciamo, a me mi appassiona molto, che è il caso per esempio di Io sono Giorgia, un tormentone che è entrato nelle teste di tutti noi e che in realtà ha rappresentato una forma di popolarizzazione fortissima per Giorgia Meloni, che così è diventata conosciuta. Lei stessa dichiara in numerose interviste: ci sono i ragazzi che vengono da me e mi chiedono di fare un selfie, ma non sanno neanche chi sono, perché gli piace la canzone Io sono Giorgia, no? E quindi questo ce la dice lunga sul fatto che ci sono strade diverse per arrivare a innescare forme di mobilitazione, di partecipazione politica, che non sono più quelle tradizionali, quelle a cui eravamo abituati un tempo, quelli della manifestazione magari di piazza, e che passano attraverso altri canali, che sono i canali che spesso abbiamo nella nostra vita, usiamo nella vita quotidiana per gestire le nostre relazioni. Vediamo, sì, dimmi. Assolutamente sì, guarda, perché quando tu parli, a me questo argomento piace particolarmente, quindi ogni tanto quando tu parli mi vengono in mente degli esempi veramente fenomenali, specialmente perché anche storicamente la comunicazione italiana e politica italiana all'interno di fatto degli old media, adesso considerati un po' old media, cioè parliamo ovviamente della televisione su tutti, passano di fatto anche da una traslazione non solo da Craxi a Berlusconi, ma proprio sotto il governo Craxi, cioè, che era amico, tra parentesi, Berlusconi, che poi a un certo punto, insomma, gli dà l'opportunità con la sua TV commerciale, appunto, di ampliarsi anche a dismisura, e quindi di conseguenza, dato che non c'era neanche ci sarà solamente dopo la legge sulla par condizio, o come condicio, che dir si voglia, cioè, non c'era questa normazione, diciamo così, della comunicazione politica da questo punto di vista, da una parte e dall'altra, per avere un equilibrio, ma era una situazione in cui se eri bravo e se avevi specialmente lo strumento e lo possedevi, e si può dire, guarda, di tutto di Berlusconi come politico, ma sicuramente era un ottimo comunicatore e un ottimo presidente, insomma, di una televisione completamente nuova, che se l'è veramente inventata. Io faccio, e molti altri youtuber fanno, non so se sei d'accordo con me, Roberta, fanno riferimento ad esempio a ciò che era per esempio serie televisive come Love Militia. Cioè, qua stiamo parlando di un prodotto tutto italiano, dove oltretutto uno youtuber, Sinergo, parla è una serie basata sul filler, cioè fondamentalmente non c'è effettivamente una trama, sono solo filler su filler, ma era nata con un preciso scopo, cioè come dire, il pubblico che seguiva Kiss Milicia, cioè l'originale anime, non era contento del finale, e allora a quel punto Berlusconi e tutta la sua combricola si inventa questa serie con protagonista tutta una giovanissima Cristina D'Avena per accontentare il pubblico. Tra parentesi, all'epoca, diciamo, non c'era, e questo fa molto ridere, non c'era
questo studio, diciamo, sul Giappone, sui costumi giapponesi. Ecco, giustamente, infatti, Lorenzo ci scrive fettine panate, parlando di meme, che poi Sì. spesso sono tornati, ecco. Non c'era questa cultura giapponese, tant'è che, ad esempio, la famosa piastra su cui si cuociono i cibi in Giappone, lo si era interpretato come una sorta di tovaglietta, quindi vedevi delle tovagliette nere, tipo runner, con sopra le posate. C'è qualcosa di assurdo, però all'epoca funzionò effettivamente. Sì. E quindi tutta questa cosa è meravigliosa. Sì, ma se pensi anche al processo di americanizzazione della cultura, certo, cioè importare tutte serie che da noi erano assolutamente sconosciute, e che hanno in realtà cresciuto delle generazioni, non solo le anime, ma anche, che ne so, penso anche ai cartoni Holly e Benji, l'Uomo Tigre, insomma tutto il wrestling, e poi cioè era la capacità di creare una unificazione culturale a partire da un'idea che a questa idea bisogna riconoscere, cioè la capacità di accordarsi, siccome non c'era la possibilità di fare un'altra televisione nazionale, perché le frequenze a quel punto, a quel tempo erano dello Stato, no? L'etere è dello Stato, non c'era la televisione digitale, e quindi l'idea di funzionare con questo meccanismo dell'interconnessione funzionale, quindi cassettine videoregistrate che erano date a Telebergamo come a Telebari, e la trasmissione in quasi contemporanea di uno stesso contenuto, che nel momento in cui arriva la legge sulla televisione, la famosa legge Mammì, in realtà deve soltanto ratificare uno stato di fatto, cioè era nata un'altra televisione nazionale perché le persone avevano iniziato a discutere di quei contenuti. I ragazzini parlavano, i cugini parlavano da Bergamo a Bari, appunto, parlavano dello stesso contenuto, e quindi di fatto si era creata un'unità culturale. Quindi da questo punto di vista la televisione commerciale ha cambiato moltissimo. Se pensiamo ai telegiornali paludati, no? Vi ricorderete nel film, no? Fa parte del nostro immaginario collettivo, no? Alberto Sordi, no? che fa la scuola di dizione. Nel corso del tempo questo si perde, perché arriva la televisione commerciale, e quando può iniziare a fare telegiornali, questi giornalisti si alzano in piedi, si appoggiano al tavolo, hanno le immagini alle spalle, e via via cambia anche i ritmi della narrazione stessa. Io dico sempre che la prima volta che una rete, diciamo, berlusconiana supera la Rai in termini di ascolti è perché la rete Rai, per l'ennesima, credo fosse Rai 2, adesso non mi ricordo, per l'ennesima volta trasmetteva questo film, diciamo, i cannoni di Navarrone, eccetera, e sulle reti di Fininvest all'epoca c'era un giovanissimo esordiente, Massimo Troisi, con Ricomincio da 3, e quindi la prima volta che si registra il sorpasso. Quindi un'innovazione con questa neotelevisione che sicuramente cambia i linguaggi, cambia i modi di fare notizia, cambia i politici, perché devono flirtare con la televisione, devono essere in grado di rispondere alla televisione. Quindi sicuramente tutto nasce da lì, nel cambiamento della comunicazione politica. Quando arriva la comunicazione, diciamo, pop online, quello che cambia rispetto al passato, e questo è un passaggio molto netto, è che arriva questo processo di disintermediazione. Cioè, paradossalmente, i politici non hanno più bisogno dei giornalisti, non hanno più bisogno di essere ospitati in televisione, perché i giornalisti devono inseguire le loro dichiarazioni, le loro agenzie di stampa personalizzate, e quindi postano foto, diciamo, mentre sono al mare coi figli, mentre stanno mangiando qualcosa, mentre sono a fare la spesa e così via, e diventa immediatamente oggetto di notizia da parte diciamo, dei media tradizionali. Questo cambia anche molto il giornalismo e il rapporto col giornalismo, il che non significa che il giornalismo scompare, ma anche un giornalismo che si deve riadattare a confini diversi che vengono da questa modalità diversa di utilizzare questi canali per comunicare con i propri pubblici, che, lo ricordo sempre, sono anche i cittadini che poi vanno a votare. Esatto. E quindi questo dato è fondamentale, secondo me. Esatto, specialmente con le nuove generazioni, cioè i diciottenni che poi escono, 18, 19 anni, che escono dalle scuole superiori, il fatto che stanno sempre molto ovviamente sui social, è per forza di cose naturale che il politico debba saperli utilizzare, anche per una forma
a me viene in mente un'empatizzazione, no? Cioè far vedere al futuro elettore che io sono come te, ne discutevamo poco fa. E questa cosa è ovviamente molto importante anche per sapersi vendere in qualche modo, no? Assolutamente. Da questo punto di vista. E questo mi porta e ci porta al un po' secondo punto che già avevo iniziato ad accennare, cioè c'è una differenza di fatto tra una cultura popolare e una cultura politica offline e online, ovviamente. Ecco, magari se possiamo provare anzi se puoi provare, ecco, a approfondire, insomma, questa differenziazione. Ecco. Sì, diciamo che allora c'è una particolarità nel caso italiano, nel senso che nel caso italiano, cioè notoriamente noi ci piace molto anche spaccare, no? Quello in realtà è un po' tutta la cultura occidentale, no? Dividere il mondo in due, no? Il nero e il bianco, il sì o il no e così via. Allora, con la introduzione dei media all'interno delle nostre società, che cosa è successo? Una contrapposizione, va bene, che accompagna tutti i media, sia vecchi che nuovi, tra apocalittici integrati, come li chiamava Eco, no? Il famoso libro di Eco su apocalittici integrati. E questa stessa contrapposizione tra apocalittici integrati c'è anche tra la cultura alta, diciamo, e la cultura bassa, perché in realtà il concetto di popolarizzazione in Italia ha un'accezione, si porta dietro un'accezione negativa, perché quello che per gli inglesi è pop, quindi è qualcosa che pesca nell'immaginario collettivo e condiviso, un film che abbiamo visto tutti, una canzone che conosciamo tutti, il rito di andare nei pub a bere, per esempio per gli inglesi dopo il lavoro e così via, cioè tutto quello che è condiviso da una grande quantità di persone, in Italia assume l'accezione di folk, quello che per l'inglese è folk, quindi qualcosa che ha a che fare con tradizioni locali, e quindi nel corso del tempo c'è creata questa contrapposizione tra chi dice che la cultura, diciamo, pop rovina la cultura alta, che la cultura pop distrugge la politica tradizionale, quindi cultura alta, cultura bassa, le contrapposizioni che ben conosciamo all'interno della nostra società. Quando arriva la cultura popolare digitale, che cosa succede? Che gli utenti sono messi in condizione di scegliere i prodotti che più gli piacciono attraverso la capacità di remixare i contenuti e di fare politica da soli. Qual è il punto, secondo me, sostanziale di questo ragionamento e centrale? È il fatto che in realtà quando i pubblici vengono messi in condizioni di poter essere autonomi, no? Nella gestione di questo processo in cui i gatekeeper non sono più quelli tradizionali, quindi i giornalisti non sono più quelli di un tempo, no? Che riescono a filtrare le notizie perché le piattaforme digitali danno a tutti la possibilità di esprimersi, allora la politica inizia a trasformarsi. Una trasformazione che, come insomma ricordavano anche Giorgio, mi sembra, no? Passa anche attraverso trasmissioni molto, con audience molto, diciamo, cospicue, no? Un numero di utenti che le guarda molto elevato, e che però nel corso del tempo allarga in qualche modo il bacino di utenti che vengono in contatto con qualche tema politico. Allora, la riflessione probabilmente va trasformata. Noi non possiamo più parlare di cultura alta, cultura bassa, offline, online, ma in realtà noi stiamo parlando di cultura e di politica che si sviluppa online e offline senza soluzione di continuità e con un passaggio che è un passaggio, anche questo, senza soluzione di continuità tra prodotti estremamente colti, raffinati, che appartengono a quella definizione di cultura alta che abbiamo tutti in mente, essendo, diciamo, cresciuti all'interno del contesto italiano, e quella cultura bassa che è la cultura pop, la cultura popolare, quella di massa diffusa nel corso degli anni. Secondo me la difficoltà più forte è quando si attribuisce, cioè la criticità più forte è quando si attribuisce a questa cultura popolare un ruolo minoritario rispetto alla cultura alta, perché se i cittadini sono disinteressati alla politica e vengono in contatto con la politica solo attraverso queste forme di popolarizzazione, allora vuol dire che io queste forme di popolarizzazione le devo studiare meglio, le devo capire meglio, se voglio capire come si sviluppa il discorso politico oggi, come si sviluppa la sfera pubblica, come si forma l'opinione pubblica e così via. Peraltro,
Nel corso del tempo c'è anche da considerare che ci sono nuovi intermediari che iniziano a, diciamo, emergere sulla scena. Questi nuovi intermediari sono rappresentati ovviamente dai cittadini che possono in qualche modo a partecipare al discorso per la prima volta, cioè con i media tradizionali il flusso comunicativo era unidirezionale, arrivava dalla televisione, dalla stampa quotidiana, continua a arrivare ai pubblici. E i pubblici avevano poche opportunità di interagire con l'emittente, no? Potevi fare le telefonate a Raffaella Carrà per indovinare quanti fagioli c'erano nel baratro, c'era questa famosa, insomma, giochino che lei faceva online, ma la forma di interazione era la telefonata, la lettera al direttore, insomma, erano poche. Oggi in realtà noi siamo connessi. Siamo tutti all'interno dello stesso ambiente e l'ecosistema è diventato un ecosistema mediale ibrido in cui convivono questi flussi di comunicazione dall'alto verso il basso, dal basso verso l'alto e anche circolari tra diversi soggetti. E questo ha ridefinito completamente le regole del gioco. Noi non giochiamo più con le regole tradizionali, quelle che magari abbiamo imparato durante tutto il corso della nostra vita, essendo cresciuti magari in un'epoca più analogica che digitale, durante, diciamo, la nostra infanzia, no? Però sostanzialmente cambia le regole del gioco perché i cittadini pubblici interconnessi dal popolo del buongiornissimo caffè, passando per il boomer come stato mentale non stato anagrafico, fino ad arrivare all'ultimo nerd che riesce a pubblicare un contenuto assai sofisticato di deepfake utilizzando l'intelligenza artificiale, in realtà noi abbiamo a che fare con tutti i soggetti che possono mettere il loro contributo nella discussione pubblica. Questo determina una gran confusione, perché aumentano l'informazione, ogni gatekeeper, quindi ognuno di questi soggetti ha un obiettivo specifico, i cittadini magari si vogliono solo divertire, oppure dall'altra parte invece possono voler portare avanti delle cause specifiche. Penso al movimento MeToo che tutti conosciamo, no? Cittadini che mettono in comune le loro esperienze individuali in maniera connettiva, quindi dando vita a forme di azione connettiva che poi in alcuni casi sfociano anche in manifestazioni in presenza, no? Nel caso di George Floyd, eccetera. I leader politici che hanno un altro obiettivo, possono, diciamo, voler per esempio attaccare gli avversari, e lo fanno anche attraverso l'uso dei meme, per farsi propaganda, o possono dipingersi come i politici ideali, o come ha fatto Trump possono voler utilizzare le produzioni dei pubblici interconnessi a loro vantaggio per riuscire ad ottenere una maggiore popolarità, una maggiore anche capacità di intercettare quelli che sono i gusti e le preferenze dei pubblici stessi. E poi ci sono i media che ovviamente si trovano a ridefinire i loro confini, perché i social media hanno reso tutto molto veloce, molto rapido, le informazioni, le fonti, la verifica delle informazioni che una volta diciamo si poteva fare con tanto tempo a disposizione, oggi richiede una rapidità diversa, e quindi questo impone di ridefinire i confini, perché non sono gli unici diciamo detentori dei processi di gatekeeping. Qui ognuno decide quali informazioni mettere all'interno della discussione a seconda dei pubblici a cui si sta facendo riferimento, ok? Anche noi siamo autori, quindi abbiamo dei pubblici e poi allo stesso tempo siamo pubblici perché magari siamo diciamo pubblici dei nostri amici o dei leader politici o dei media che mettono qualcosa a rete. Il risultato di tutto questo sono alcune forme di disordine informativo, di sovraccarico informativo, dell'incapacità di gestire le fonti, di capire quali fonti sono fonti attendibili oppure no. Quindi un ecosistema mediale ibrido all'interno delle quali sostanzialmente elite e non elite, flussi comunicativi orizzontali e verticali coesistono insieme. Su questo però, diciamo, non ci dimentichiamo che qua in questa sala ci vorrebbe un taglio trasversale. Ci sono gli algoritmi, ci sono le piattaforme, e le piattaforme sono un altro gatekeeper che decide cosa va promosso e cosa non va promosso. Sì, è vero che ci sono delle regole in base all'engagement generato, la quantità, la popolarità di quell'oggetto in una determinata area territoriale, ma le piattaforme di fatto fanno da gatekeeper, cioè selezionano quelle informazioni che devono essere promosse, rese più visibili o meno visibili.
Quindi sostanzialmente, per dirla con una battuta, noi siamo proprio all'interno di un ecosistema che è profondamente cambiato nel corso degli anni, quando le persone iniziano a essere connesse, quando le persone iniziano ad avere possibilità e opportunità di discutere tutte all'interno di uno stesso ambiente. Sì, assolutamente sì, sono estremamente d'accordo. Allora, due concetti credo fondamentali. Uno, di fatto, l'hai già nominato, cioè l'infotainment. Parliamoci chiaro, anche noi, diciamo che mi considero anche un po' uno youtuber, però chi effettivamente, specialmente fa divulgazione, anche con il mezzo YouTube, di fatto fa anche infotainment, cioè mette informazioni ma anche divertendo, cioè a volte un po' come la classica massima degli stand-up comedian, cioè si ride ma si riflette anche, no? Sì, sì. Ma c'è anche un altro concetto che voi, cioè te e Gianpietro Mazzoleni ponete sul tavolo, cioè il politainment online. Che cos'è? Che differenza c'è tra questi due? Come si rapportano da questo punto di vista? Questo secondo me è una cosa molto interessante che sarebbe dopo sviscerare un pochino, Roberto. Sì, vi mostro anche qui un Certo, paio di immagini, così iniziamo a vedere un assolutamente po' sì. ci avviciniamo, diciamo, un po' più alla parte pop. Allora, qui abbiamo, diciamo, una, direi, immagine nelle menti di tutti, no? Berlusconi che è riabilitato dopo lo scandalo, siamo nel 2013, fa ospite da Santoro in trasmissione, c'era Travaglio e legge la famosa lettera a Travaglio. Diciamo che nel corso del tempo che cosa è successo? Che nella comunicazione politica ci sono stati diversi elementi che hanno portato verso una progressiva spettacolarizzazione, e questo sempre per attirare, diciamo, i pubblici al consumo, quindi per fare più audience. Questa spettacolarizzazione è sia da parte dei media informativi, quindi l'unione di informazione e intrattenimento insieme per poter far passare delle informazioni all'interno dei canali di intrattenimento, sia del leader politico, quindi la politica che, diciamo, si unisce con l'intrattenimento. Quando ci sono solo i media generalisti, i media tradizionali, i media mainstream, insomma i vecchi media, tanto per intenderci, allora noi possiamo fare riferimento a forme di politainment che sono subite in qualche modo dal politico, no? Perché i media generalisti decidono quando, cosa e chi popolarizzare, poi magari sono d'accordo con il leader politico, per carità, però in realtà è come i paparazzi di Via Veneto, no? Negli anni 50 e 60, e spesso erano d'accordo con gli attori o gli astri nascenti che volevano rendere più popolari, però poi lo scoop veniva montato come se fossero foto rubate. Allora, in questo caso la politica diventa intrattenimento, l'informazione diventa intrattenimento. Noi abbiamo degli esempi molto interessanti, abbiamo avuto in Italia, ve ne mostro qualcuno. Citavo prima Barbara D'Urso, no? E qui noi abbiamo una diciamo rappresentazione dell'informazione, dell'intrattenimento e della politica intrattenimento messe insieme, perché qui abbiamo una trasmissione che è prevalentemente di intrattenimento, che però mette diciamo, al suo interno, racconta le informazioni. Zingaretti si dimette da segretario del PD, le informazioni prettamente politiche. E quindi Zingaretti va da Barbara D'Urso a dire che si è dimesso da segretario del PD e quali sono le sue motivazioni, ma anche Conte, il presidente, durante il Covid trasmetteva in diretta e dava informazioni su quello che stava succedendo, no? Quindi la sala d'emergenza, peraltro vedete anche la rappresentazione, no? Guardiamola insieme, Conte con un usuale maglioncino e camicia, poi dopo un po' verrà ripreso con le maniche tirate, no? Le maniche di camicia girate, no? Perché è la sala operativa e quindi sta lavorando operativamente. Anche la rappresentazione è importante perché quello rende il politico più vicino ai cittadini, i cittadini sono spaventati, in questo caso poi si attiva anche un effetto che noi ci stringiamo, si dice stringersi intorno alla bandiera, quindi in quel momento eravamo tutti coesi intorno al Presidente del Consiglio perché avevamo tutti paura di quello che stava succedendo, è un evento ovviamente del tutto inaspettato. Però diciamo ci sono diversi modi di raccontare questa unione tra informazione politica e intrattenimento, per esempio pensiamo, no,
alle programmi di intrattenimento satirico, per esempio Striscia la Notizia, no? Le Iene, che producono servizi in cui a volte popolarizzano i leader politici o li sottopongono a test. Qui abbiamo vari esempi, da Toninelli del Movimento 5 Stelle a appunto le tabelline o le addizioni e sottrazioni chieste di fronte al rappresentante politico di turno, Matteo Salvini e il deepfake di Renzi, che è stato il primo deepfake trasmesso in diretta televisiva a Striscia la Notizia, in cui moltissime persone cadono, che iniziano a, in qualche modo credere che quelle informazioni siano informazioni attendibili. Allora, nei prossimi tempi, ma lo vedremo già con le elezioni europee e poi con quelle americane, la questione dei deepfake, delle intelligenze artificiali diventerà particolarmente interessante, perché questi strumenti sono diventati sempre più sofisticati e sempre più facili da utilizzare. Pensiamo a la rivoluzione di ChatGPT che ha portato nelle vite quotidiane, e questo significa che avremo deepfake più credibili, che sarà difficile sbugiardare, cioè le attività di debunking saranno sempre molto più complicate da realizzare. Ma poi abbiamo anche, delle forme in cui il talk show politico inizia a intrattenere, quindi i vari Ballarono, Nell'Arena, Matrix e così via, danno delle forme di racconto, di narrazione in cui, se vogliamo, la politica diventa più leggera, più digeribile, in cui viene favorita la spettacolarizzazione, i litigi, la discussione che diventa sempre con toni sempre più alti, altro che i toni pacati che c'erano nelle tribune elettorali degli anni 60, e quindi da questo punto di vista diventano più appassionanti. Dall'altra parte abbiamo il politainment, e anche qui ci sono due esempi in cui sostanzialmente il politico fa intrattenimento. Qui vediamo una forma legata ai nuovi media, cioè alle piattaforme digitali. Abbiamo una prima foto che è Luigi De Maio che racconta con un selfie, quindi uno strumento che è molto pop, che cosa succede al Natale a casa sua, e dall'altra parte Salvini che fotografa la Nutella e quindi dice sì, per i bambini, con la faccia furbetta, per dire insomma in realtà la Nutella piace a me. E allora tutti questi flussi sono funzionali a raccontarti come una persona normale. Il politico diventa una sorta di celebrity, così come gli attori gestiscono il rapporto con i propri fan, i cantanti, i musicisti, eccetera. Allo stesso modo i leader politici iniziano a gestire il rapporto con i propri pubblici. Questo ovviamente nel positivo e nel negativo, perché chiaramente ci sono online poi anche i detrattori. Però questa, capacità di raccontarsi fa sì che poi, se sono bravi, riescono a ottenere copertura dai media tradizionali. A quel punto diventa una copertura a costo zero, cioè nel senso che c'è il costo ovviamente della consulenza, c'è il costo del tuo team di comunicazione, però non compri lo spazio, televisivo, per esempio pensiamo agli spazi pubblicitari. E qui questa capacità di raccontare, di rendersi più vicini ai cittadini, in alcuni casi, come dicevo all'inizio, si parla anche di forme di populismo comunicativo, in cui ti immedesimi, no? Sei un leader, ma in realtà dici sono un membro dell'elite, ma sono anti-elite perché ti dico che gli altri sono tutti corrotti, invece io sono l'unico leader buono, bravo, capace, integro e così via. E poi c'è, la popolarizzazione che viene dai media tradizionali. Nel caso, per esempio, di qualche anno fa fece scalpore, ormai insomma una decina d'anni fa, Renzi che va ospite da Maria De Filippi in una puntata di Amici indossando un giacchetto per cui viene di pelle, per cui immediatamente viene associato a Fonzi, no? Uno dei protagonisti di Happy Days. E a quel punto Chi, che è una rivista di intrattenimento, fa una copertina in cui associa Renzi a Fonzi, ma ne abbiamo tanti di esempi. Salvini con il vestito soltanto della cravatta verde, o Meloni col tubino con la bandiera italiana. E quindi l'idea di
farsi sentire più vicini ai cittadini attraverso queste forme che cercano di raggiungerli in maniera più immediata, se vogliamo, più diciamo, anche con forme di intimizzazione più spinte, di personalizzazione più spinte. Da questo punto di vista possiamo dire che in realtà i leader politici hanno diverse modalità per cercare di essere più vicini ai pubblici. La prima, appunto, come dicevo, queste forme di intimizzazione, cioè una narrazione che passa attraverso la messa in comune di questioni private e personali. Ne abbiamo avuto un esempio con Meloni, la Presidente del Consiglio, no? Che ha parlato della fine della sua storia d'amore, mettendo fine anche alle critiche, alle polemiche, con una capacità anche di saper gestire i momenti giusti, no? Dal punto di vista comunicativo. Con Gianbruno, dopo che per la seconda volta ci sono, diciamo, delle critiche ai suoi comportamenti all'interno delle trasmissioni in cui lavora. Ma c'è la famoso post di Isoardi che lascia Salvini e che, diciamo, ha rappresentato un po' quella rottura molto intima della narrazione, perché se ricordate loro erano, diciamo, in questa foto abbastanza intima nella loro camera, e lei dice, insomma, che si sono amati e quindi il loro amore è finito, però continuano a volersi bene, a essere amici. O anche Calenda che racconta e quindi fa posizionamento la malattia della moglie, ma raccontando la malattia della moglie fa posizionamento perché dice: noi abbiamo la sanità migliore del mondo, perché negli Stati Uniti ci sarebbe voluto $1 milione per curare mia moglie per lo stesso tipo di malattia. Quindi questa forma di immedesimazione, di intimizzazione che cerca di, appunto, far sentire al pubblico che anche loro si lasciano con i fidanzati, le compagne e le compagne, divorziano, oppure che hanno una persona cara malata, e quindi un tentativo di riavvicinarsi ai cittadini che, appunto, come dicevamo, sono sempre più disinteressati alla politica in senso tradizionale. E poi ci sono altri tentativi come la lifestyle politics, cioè il tentativo di farsi vedere come persona impegnata nella propria vita quotidiana, quindi di farsi vedere quando vanno a fare la spesa al supermercato, oppure Daniela Santanchè che racconta dal treno che ha sbagliato direzione e quindi ha preso il treno sbagliato. Parliamo di treni perché, insomma, ultimamente, come sapete, c'è stata una certa questione con i treni, diciamo, le fermate dei treni. Però oppure Fico che prende l'autobus per andare al lavoro, quindi con la conseguenza, come potete immaginare, delirio romano, perché chiaramente la scorta, l'autobus, le persone e così via, però sono tutti tentativi. Renzi stesso deve fare la spesa al supermercato con la moglie. Quindi il tentativo di dire anche noi lifestyle politics significa la nostra vita quotidiana è uguale alla vostra, e quindi vi raccontiamo la nostra vita per sentirci e farci sentire più vicini a voi, per farci sentire uno di noi, uno di voi. Ora, chiaramente si tratta di strategie narrative, perché ovviamente c'è una scena e un retroscena, il confine tra scena e retroscena lo decidi tu. Ci sono delle forme in cui il retroscena scivola sulla scena senza che ci se ne accorga, no? Le classiche gaffe che possono, da questo punto di vista, sempre capitare, no? I famosi, volendo citare un giornalista, i famosi fuori onda che erano rubati nel corso, no, soprattutto dei telegiornali di Emilio Fede, no? Cioè la Striscia Notizia ci faceva intere puntate raccontando le sue famose sfuriate nei fuori onda. Però dall'altra parte c'è una sensazione di condivisione più forte, quindi questa forma di intimizzazione che peraltro coincide con un altro processo che si sviluppa, che è quello di personalizzazione. I partiti ormai hanno perso centralità perché le persone non sono più ideologicamente attaccate al partito. Ovviamente è una semplificazione, nel senso che ci tengo a ripetere che questo non riguarda tutte le persone, ci sono ancora persone che che sono malate di politica, si interessano di politica, però in generale i dati ci dicono che c'è un declino molto forte anche di fiducia nelle istituzioni stesse. E allora in quel caso lì, quando noi abbiamo a che fare con queste
forme, diciamo, diverse di narrazione si assista a una progressiva personalizzazione, tant'è che i leader politici ormai hanno tutti il loro nome o la loro foto nei cartelloni pubblicitari, il nome nei loghi del partito, Lega perde Nord ma inserisce per Salvini Premier, addirittura il leader diventa talmente tanto forte che molte campagne elettorali hanno manifesti elettorali senza il nome del leader, senza il nome, senza il nome del partito, senza il logo del partito, e quindi diventano campagne elettorali che assolutamente sono incentrate solo sulla figura del leader, e questo ci porta a un processo di liderizzazione, quindi di personalizzazione della politica, che è sempre più forte e che ovviamente su cui Berlusconi ha dato il via creando il cosiddetto partito personale. E poi c'è un modo, insomma, in cui la politica può essere gestita anche in questo processo, sfruttando per esempio la cosiddetta celebrity politics, cioè i politici come celebrità o l'uso delle celebrità per fare politica. Quindi io diciamo mi pongo in relazione con i miei followers, con i miei fan, gestendo delle pratiche di marketing tipiche delle celebrità, oppure per esempio sfrutto le celebrità facendomi le foto con le celebrità o di volta in volta tifando per la squadra di calcio, di pallavolo, facendomi la foto. Adesso per esempio Sinner, no? È uno dei più ambiti per questo tipo di narrazione, in cui faccio vedere che sono un tifoso e catturo l'attenzione di tutti quelli che magari sono appassionati di tennis e che mi riconoscono all'interno di quella strategia, diciamo, narrativa come un appassionato di tennis, ben sapendo che invece probabilmente solo di una strategia narrativa si tratta. E poi l'ultimo, ci sono ovviamente i media usano moltissimo la politica, le copertine dei quotidiani sono pieni di politici, copertine di Rolling Stones, credo che ci siano state forse una decina di copertine con Barack Obama, hanno dedicato copertine anche al Silvio Berlusconi, i libri che parlano e che raccontano la politica, ma anche i politici che scrivono i libri, no? Io sono Giorgia, oltre a essere il tormentone del 2019, è diventato un libro, quindi quel brand Io sono Giorgia viene sfruttato per fare un libro che racconta poi la storia di Giorgia Meloni e come lei è diventata politica. Poi ci sono tutti i film, le serie televisive che raccontano il dietro le quinte, le war room della politica, gli intrighi della politica e così via, i fumetti, insomma, tutte forme di cultura pop che raccontano il dentro e fuori della politica, e cui talvolta i politici stessi diventano i protagonisti. E tutto questo ovviamente sono modi per avvicinare le persone alla politica, ma anche per raccontare i propri punti di vista all'interno di, diciamo, strategie narrative differenti. E poi ci sono le celebrities che invece fanno politica. Pensiamo a tutti i cantanti, al di là dei cantanti impegnati, no, degli anni 60, 70, 80, in cui i testi delle loro canzoni, penso a De André per esempio, no, erano un manifesto politico. Nel corso degli anni abbiamo visto che c'è un tentativo di recuperare questa dimensione da parte delle celebrità che fanno posizionamento politico o, che ne so, tipicamente Primo Maggio all'interno dei testi delle loro canzoni, in cui raccontano, no, l'interpretazione della politica e fanno posizionamento politico. Tutto questo si mescola insieme alla produzione dei pubblici che attraverso i remix producono contenuti sempre più digeribili, se vogliamo, che possono passare in maniera più rapida e immediata, che però talvolta per alcune persone sono l'unico modo per entrare in contatto con i politici e con i contenuti e i temi politici. E questo è un dato di fatto con cui bisogna fare i conti, cioè la politica non è più la politica degli solo di chi è appassionato di politica, eccetera, che diventa un nucleo sempre più ristretto, ma la politica anche delle persone comuni che discutono di politica perché magari hanno visto nel trending topic del loro social network preferito volare una mosca in trending topic e si chiedono che è successo e poi scoprono che il dibattito per la vicepresidenza americana è stato caratterizzato più che dai contenuti del dibattito dalla presenza di una mosca sulla testa di Pence, che era il candidato alla vicepresidenza.
Quindi, diciamo, da tutto questo tipo diciamo, di esempi un po' anche sintetici che ho fatto, quello che sostanzialmente voglio raccontarvi e che voglio condividere con voi è che noi dobbiamo probabilmente, ma tutti, fare lo sforzo, cioè, tanti l'hanno già fatto, di guardare la politica in un modo diverso, cioè di guardare la partecipazione politica in un modo diverso, senza pensare che un like sia solo una forma disimpegnata di partecipazione, ma pensando che oggi la partecipazione è molto cambiata rispetto al passato, che ci piaccia o no, cioè nel senso che questo è un elemento col quale fare i conti, e per cui in questo contesto anche i meme diventano un oggetto fondamentale da studiare anche solo nella loro forma di intrattenimento ironica o di narrazione collettiva e condivisa. E poi ovviamente c'è il rapporto con la satira, infatti, perché il meme è poi nato da lì. Allora, io entro proprio nel merito, perché ci sono secondo me 3 casi che secondo me sono molto... sono degli esempi plastici fondamentalmente di quello che stai dicendo. Il primo caso è un caso particolare perché, tra parentesi, l'abbiamo visto specialmente qui in Italia, ma ha un'importanza in realtà ben più ampia dal punto di vista del registro memistico. E parliamo della famosa, per chi se lo ricorderà ovviamente, principalmente nella popolazione di internet, la Repubblica del Kekistan, questa cosiddetta repubblica che era nata in realtà all'interno di 4chan fondamentalmente, con una bandiera che poteva ricordare la bandiera, insomma, del Terzo Reich, ma che poi di fatto non era. Ed era stata creata poi per una forma di trolling anche di una determinata manifestazione, e questo ovviamente poi ne parlerai tra poco. E altri 2 invece esempi, insieme a quello che ho appena citato, cioè l'Obama Hope da una parte, dato che hai parlato di Obama, e per Trump invece il Can't Stomp the Trump e il Paper Frog tramutato appunto in Trump, che è tra parentesi anche nella copertina del vostro libro. Ecco, magari parliamo di questi 3 esempi, perché secondo me sono esempi molto utili anche per capire ancora Sì, più a fondo sì. quello che stai dicendo. Se, diciamo, se non ti dispiace, farei, diciamo, un passo indietro, nel senso che mi piacerebbe condividere con voi la definizione proprio di meme. Certo, Cioè, nel assolutamente. senso che, come dicevo, noi siamo abituati a pensare ai meme con testo sopra e testo sotto. Qui sicuramente c'è un pubblico più di esperti rispetto a tanti altri pubblici che incontro io, però in realtà il meme, al di là della forma che assume, perciò dicevo la definizione, è un prodotto culturale. Cioè, quando i meme nascono, quando diciamo, viene individuato il concetto di meme, in realtà viene individuato all'interno di un libro di uno studioso, un biologo, che vuole individuare, diciamo, dice, così come i geni si trasmettono da un corpo all'altro, secondo me i meme rappresentano il modo in cui le idee passano di cervello in cervello, ok? Allora, che cosa è successo con internet? Che questi meme sono diventati dei veri e propri prodotti culturali visibili. Quella che era un'intuizione si è trasformata in una realtà, perché in rete noi possiamo tutti produrre dei concetti che passano di cervello in cervello. Quindi i meme sono diventati un vero e proprio strumento sociale per far circolare le idee e influenzare il discorso pubblico, come poi vedremo all'interno degli esempi che giustamente citavi e sui quali ovviamente nel corso del tempo se ne sono aggiunti tanti altri. Quando io ho iniziato a studiare i meme, e Gianpietro Mazzoleni, che è uno dei più importanti studiosi di comunicazione politica che abbiamo, che possiamo spenderci, diciamo, non solo in Italia ma anche all'estero, io gli ho parlato di quest'idea, c'era un po' di risiatine, nel senso ci guardavano un po' come dire, ma che vi viene in mente questa cosa, sti cosetti che si diffondono e fanno ridere, ma che dovete fare, insomma, eccetera. Da lì in poi i meme sono esplosi, nel senso che sono arrivati sotto gli occhi di tutti e sono diventati un oggetto studiatissimo, tant'è che oggi se fate una ricerca su Google, sugli articoli dei meme ce ne sono in tutte le salse. Io stesso ne ho scritti per analizzare i casi della politica, ma anche per analizzare la guerra in Ucraina, per analizzare
come gli studenti di dottorato trovano conforto gli uni con gli altri, il mal comune mezzo gaudio all'interno delle piattaforme online, perché ovviamente sono diventati una chiave narrativa piuttosto diffusa. Allora, nel corso del tempo che cosa è successo? Che secondo me si è iniziato a capire che i meme sono uno strumento sociale e hanno 3 caratteristiche che secondo me sono importanti. Il fatto che possono essere un'espressione individuale che diventa collettiva. Quindi i meme nel corso del tempo possono arrivare a coinvolgere una grande quantità di pubblico, attivando una, diciamo, scalabilità di quei contenuti che diventano virali. I meme non sono la stessa cosa dei contenuti virali, perché i meme cambiano nel corso del tempo, cioè ognuno di noi ci mette un pezzettino, anche quando noi usiamo un meme già fatto, perché magari cambia la battuta che associamo a quel meme, no? Penso alla GIF di John Travolta confuso, no? Che conosciamo tutti. E ognuno di noi quando la usa gli attribuisce un significato diverso, gli mette una battuta diversa anche all'interno dei personal media, di WhatsApp, di Telegram o dei vari sistemi di messaggistica. Si riproducono tramite l'imitazione, quindi noi vediamo quei meme che sono normificati, cioè che sono diventati ormai comprensibili a tutti, anche diciamo a chi non ha competenze specifiche, limitiamo quando funzionano e questo fa sì che i meme diventino sempre più popolari, si cristallizzano alcune forme e noi impariamo a riconoscerle. E il terzo è che si cristallizzano solo le forme che funzionano di più, in cui tornano i geni, cioè così i geni che funzionano meglio si trasmettono di persona in persona, così i meme che funzionano meglio entrano a far parte del nostro patrimonio condiviso, del nostro patrimonio culturale. Ora, l'internet meme ha, diciamo, una particolarità che è legata al fatto che da un lato si normifica, cioè diventa intelligibile a tutti, e dall'altra parte che è fatto di layer di significati differenti. Non tutti siamo in grado di comprendere tutti quanti i layer e via via che noi andiamo, diciamo, avanti nel corso del tempo, questi layer si possono, diciamo, sovrapporre a diversi fatti che sono presenti nella nostra agenda pubblica. Vi faccio un esempio, base memetica conosciutissima è questa di Toy Story, no? Immagino che, insomma, la conoscano più o meno tutti. Questo è il frame originale, ok? Di Toy Story, da cui viene presa la base memetica, che diventa anche un metameme, perché nel momento in cui io diciamo utilizzo un meme per parlare di meme, lo trasformo in un metameme. E posso utilizzare questa stessa base che è diventata un template frasale per raccontare anche di altri soggetti, quindi Marvel ovunque, ma la posso completamente staccare da quella base perché ormai è diventato un template frasale riconoscibile e utilizzarlo per raccontare un pezzettino di politica. In realtà molti meme hanno una origine antica, in questo caso diciamo viene fatta risalire l'origine di questo meme addirittura alle rime di Coleridge, e nel corso del tempo diciamo questi meme hanno si sono talmente tanto diffusi da cristallizzarsi all'interno delle nostre società. Ora, nei casi che citavi, che cosa è successo? Che alcuni soggetti hanno capito prima, se vogliamo, qual era il ruolo dei meme, che i meme potevano essere utili per fare propaganda. Il primo esempio è quello che magari vi posso fare, è quello del Kekistan. Nel caso del Kekistan che cosa è successo? Sostanzialmente alcuni diciamo, erano gli amministratori di una pagina che imitava Dio Imperatore Trump, in Italia era Dio Imperatore Salvini, decidono di andare in questa manifestazione comizio di Salvini e di portare una bandiera del Kekistan. Il Kekistan è uno stato immaginario in cui non vige la regola del politicamente corretto, perché sostanzialmente l'idea è che chiunque non sia progressista viene considerato automaticamente come di destra, cioè quindi come nazista, fascista, eccetera, eccetera. Quindi all'interno di questo stato immaginario si utilizzano chiavi narrative differenti e si utilizzano chiavi narrative che non sono politicamente corrette e senza per questo essere, diciamo,
identificati come qualcuno che appartenga alla destra o all'estrema destra. Questo almeno, diciamo, nell'origine, perché nel corso del tempo poi questa associazione ha finito tra rane e destra, ha finito con l'associare poi con la stangata finale che da Trump con l'uso di Pepe the Frog all'associazione immediata tra Pepe the Frog e l'alt-right, e quindi un'associazione, diciamo, più netta con forme di estrema destra. Comunque in questo caso è interessante perché i gestori di questa pagina, Dio Imperatore Salvini, che appunto veniva da Dio Imperatore Trump, che era negli Stati Uniti, decidono di andare a questo comizio di Salvini, e questo è un elemento per cui vi facevo quella premessa che ci dimostra come i layer di significato siano differenti e se non conosci le subculture della rete puoi misinterpretare le informazioni. Allora, da questo punto di vista la bandiera del Kekistan viene vista come una bandiera neonazista. Quindi i titoli di diversi quotidiani, qua ne vediamo uno, ma sono tanti che titolano in questo modo, citano appunto, sventolano le bandiere dei neonazisti USA al convegno, al comizio di Salvini. Ora, diciamo che qui la distinzione è sottile. Da un lato ci dice che per decodificare queste culture devi essere all'interno di queste subculture e devi conoscere i diversi significati associati al Dio Kek, in questo caso, cioè alle subcommunity che ci sono nella rete. Dall'altro lato, qui la linea è sottile perché in realtà questi erano i fondatori della pagina Dio Imperatore Salvini. Trump aveva pescato all'interno di 4chan, Reddit, tutta una serie di contenuti per attaccare Hillary Clinton durante la grande guerra dei meme. Quindi in realtà nel corso del tempo questa associazione tra politicamente, diciamo, scorretto e alt-right è diventata sempre più forte, e quando Trump usa Pepe the Frog nella sua campagna elettorale, in qualche modo Pepe the Frog non si può più salvare da questa associazione, con grande dispiacere del suo creatore, che è un fumettista che ha tentato in tutti i modi di evitare questa associazione. Allora in questo caso è una trollata, cioè loro vanno lì per trollare tutti e dire vedete quanti ci cascheranno, e in effetti, diciamo, ci cascano in diversi. Però ci sottolinea un punto molto importante. Quando, con questo ci ricollega al caso di Trump, quando, diciamo, Trump fa la sua campagna elettorale e si inizia a parlare di grande guerra dei meme, è in realtà perché Trump ha ben chiaro che può pescare all'interno di social media più, diciamo, generalisti, scusate, più, diciamo, meno generalisti, Reddit, 4chan, eccetera, per alimentare la sua campagna elettorale. Quindi che cosa fanno i suoi strateghi della comunicazione? Vanno dentro questi luoghi all'interno dei quali le persone sono riunite perché dicono non è detto che io, se non sono politicamente corretto, sono di destra. Pescano i meme meglio riusciti, che a quel punto sono politicamente scorretti, quelli contro Clinton, e li rimettono dentro i social media più generalisti. Con social media più generalisti io intendo Facebook, Instagram, Twitter, cioè quelli più diffusi nella popolazione. Ok? Allora, facendo questo giochetto, che cosa prendono? Prendono già quei meme che hanno funzionato meglio. Prendono già quei meme che sono stati maggiormente diffusi all'interno della community e che sono facilmente interpretabili da un pubblico che non ha tutti i layer di significato, perché sono quelli più semplici, più facili da capire. Allora, magari Clinton viene rappresentata come vecchia, nonostante sia più giovane di lui, come incapace di reggersi in piedi, inadatta a fare la presidente degli Stati Uniti perché non ha le forze, visto che è vecchia, stampa, inciampa continuamente e così via. E questa strategia darà vita a quella che viene definita grande guerra dei meme tra i sostenitori di Trump, che pescano peraltro all'interno di queste subcommunity e rimettono nelle piattaforme più generaliste, e, diciamo, i sostenitori di Hillary Clinton, che cercano di anche intervenire all'interno di questo dibattito, ma in realtà diciamo che il dibattito si sviluppa soltanto all'interno delle subcommunity che sono più vicine al non politicamente corretto. Da qui nasce tutta una discussione sul fatto che la sinistra, diciamo, non può memare, the left can meme,
perché la sinistra, e quindi i progressisti, non sarebbero in grado di essere politicamente scorretti. E invece i meme sono caratterizzati da elementi non solo ironici, ma sarcastici, talvolta sardonici, e anche dalla cosiddetta Schadenfreude, cioè dall'idea che per far ridere è quell'idea di cinismo associato all'idea di qualcuno che compie un errore, quindi il cinismo, diciamo, di ridere delle disavventure e disgrazie altrui. Il lulz, per dire in un altro modo, cioè tutto quello che è sardonico, sarcastico, portato all'ennesima potenza, in cui i meme per funzionare devono pescare, ma che è misconosciuto invece a, diciamo, i progressisti. Allora, che cosa succede nel caso di Trump? Che dopo aver alimentato la grande guerra dei meme, aver alimentato, pescato all'interno di queste community, a un certo punto si appropria di Pepe the Frog, forse diciamo uno dei meme più diffusi, che in questa, diciamo, veste trampiana col parrucchino, lo scrano da presidente degli Stati Uniti, e diciamo in qualche modo innesca e favorisce l'adozione di Pepe The Frog da parte dei nazionalisti bianchi. A quel punto l'associazione è ormai fatta, lui l'ha twittato, a quel punto credo che lui avesse 80 milioni di follower, quindi un numero esagerato di visibilità di questo meme che lui ritwitta, e l'associazione ormai è fatta. Il creatore di questo meme cercherà di risollevare le sorti di Pepe the Frog, perché non vuole che sia usato per fini politici, né tantomeno associato ai suprematisti bianchi, ma in realtà ormai l'associazione è fatta, e quindi Pepe the Frog diventerà il portatore dell'ideologia di Trump, del pensiero di Trump, e anche una sorta di vessillo per i nazionalisti bianchi. E si associa anche con l'idea, la forza memetica, del fatto che Trump in realtà aveva avuto poca visibilità nei media tradizionali. Quindi quel bias che lui denunciava all'interno dei media americani in realtà è esistito, e quindi l'uso di forme di popolarizzazione della politica gli ha permesso di arrivare a un pubblico più ampio che gli era precluso invece dei media tradizionali. E da questo punto di vista è un caso molto interessante, perché è uno dei primi casi in cui il presidente di quello che diventerà poi il presidente di una delle potenze mondiali utilizza un meme in maniera ufficiale per diciamo, portare avanti la sua candidatura, e anche diciamo, l'idea che lui comunque vincerà perché è il più forte di tutti. L'altro caso di cui mi chiedevi è il caso di Obama. Anche nel caso di Obama ci sono alcuni elementi molto interessanti, e soprattutto un elemento che finora diciamo, abbiamo tenuto un po' in sordina, ma che in realtà è assimilabile sia all'adozione dei meme da parte di Trump, sia di Obama, sia di tanti altri politici che hanno seguito. Ricorderete tutti il famoso poster Hope, no? Di Obama, diciamo, trattato come un Andy Warhol disegnato Andy Warhol degli anni 60. In questo caso che cosa succede? Che questo poster viene realizzato da un sostenitore di Obama, che lo mette in vendita per fare crowdfunding per la campagna elettorale di Obama. Fin qui, diciamo, è un suo sostenitore, diciamo tutto normale nello svolgimento delle campagne elettorali. Però che cosa succede? Questo può essere un successo enorme, va immediatamente esaurito, e ovviamente gli strateghi della comunicazione di Obama capiscono il potenziale memetico di questo contenuto, cioè di riprodursi come unità culturale. Sebbene Obama non dichiarerà mai di aver avuto contatti, di aver incaricato questo disegnatore di fare questo poster, eccetera, eccetera, il sospetto, diciamo, da questo punto di vista è che gli strateghi della comunicazione di Obama abbiano incoraggiato la produzione di altri formati di questo manifesto, che poi appunto serve a fare crowdfunding, che diventa talmente tanto popolare che ne nascono tutta una serie di procedure, diciamo, di remix, di hacking, di sovrapposizione con altre chiavi narrative, anche con funzione critica all'interno della rete stessa. Per esempio nasce un giochino nel quale tu ti puoi obamizzare,
e quindi rappresenta alcune caratteristiche del meme, ma qui tu ti puoi raccontare mettendo la tua foto e facendoti la tua foto obamizzata. E soltanto questo giochino ha milioni e milioni di visualizzazioni, raccoglie una quantità di immagini e quindi di dati di persone che si obamizzano, secondo Obama Hope, che ovviamente fa gioco poi alla creazione di tutta una serie di database all'interno del quale classificare gli utenti e avere dati specifici sugli utenti. Questo tipo di strategia è legata molto all'uso dei big data nella comunicazione politica contemporanea, ovvero all'idea che tu puoi invitare, per esempio attraverso un processo di gamification, i tuoi utenti a memizzarsi, a partecipare a una challenge, a fare call to action per chiamarli a fare qualche azione, no? Penso ultimamente Salvini l'ha usata, no? Col Vinci Salvini, quindi se il più veloce a postare, mettere like, eccetera, vinceva una telefonata col capitano. Questo però significa grande capacità di raccogliere dati che sono funzionali per la campagna elettorale. E allora da questo punto di vista diventa interessante perché con il big data l'analisi e la microtargettizzazione dei cittadini pubblici diventa molto facile da realizzare. Perché puoi avere informazioni molto personali, e quindi riuscire a raggiungere esattamente i pubblici che ti interessano. Nel corso del tempo Obama sfrutta questa visibilità, come farà poi con altre basi musicali e così via, e si sviluppano tutta una serie di discorsi che hanno a che fare anche con subculture specifiche, per cui Obama viene considerato un po' il caso di memizzazione perfetta, perché in realtà questo meme ha circolato senza che Obama ne riconoscesse la paternità. E quando il meme si distacca dall'autore, il meme si distacca dalla funzione propagandistica originale, e allora che ha veramente raggiunto delle forme di participatory propaganda, cioè propaganda partecipativa in cui gli utenti inconsapevolmente hanno favorito la circolazione, la promozione del messaggio di un'ideologia senza magari rendersene conto e senza rendersi conto che quel contenuto è promosso dal leader politico, che in quel caso può essere un'azienda, può essere qualsiasi altro tipo di emittente con obiettivi diversi, che l'ha messo in rete appunto per un obiettivo ben specifico. Allora da questo punto di vista, se i meme generalmente si distaccano dai propri autori e diventano popolari nel corso del tempo, più diventano popolari, più ovviamente si diffondono. Dall'altra parte, in questo caso, il distaccamento dall'autore ha favorito una regola aurea della comunicazione, che è quella di non riconoscere nel tuo interlocutore una volontà propagandistica, e quindi in questo caso Obama ne ha ottenuto un successo in termini di visibilità molto ampio, con tutte le forme che vedete di discorsi alternativi, pop, organizzato, a riferimento per esempio non solo alla campagna elettorale, ma anche altri layer di significato che entrano in gioco, che ha permesso di alimentare la diffusione di questa produzione memetica in cui si sono impegnate decine e decine di persone nel corso della campagna elettorale di Obama stesso. Non so se ho risposto a tutte le tue curiosità, No, assolutamente sì. In maniera chiara. No, certo, invece io spero anche che chi ci sta seguendo, insomma, abbia ben inteso, insomma, tutto questo meccanismo che è estremamente interessante ed estremamente attuale. Quindi questa cosa qua è molto, molto dei giorni nostri da questo punto di vista. Ma ovviamente per approfondire, e qua diciamo che tiro un po' anche io le fila di questo discorso, quindi se non ti dispiace tolgo la tua presentazione anche per... Guarda, io ti vorrei far vedere però l'ultima cosa di cui ho parlato, no, guarda, visto che ormai ci siamo, certo. Se il pubblico ha ancora un po' di pazienza, cioè è questa cosa a cui tengo particolarmente, perché quando parliamo di politica, certo, i meme hanno appunto, vedevo un utente che che ci sta seguendo e che ringrazio, che parlava di potere comunicativo enorme,
non dobbiamo dimenticare che appunto quello che dicevo a voi, cioè che i meme servono per fare scusate, propaganda. È quello che tutte le piattaforme cercano di evitare, no? Forme di azione magari coordinate di supporto, perché per ingannare anche la logica algoritmica, che è diventato un problema serio, che diventerà sempre più serio ora che abbiamo a che fare con le piattaforme di intelligenza artificiale. E quindi fare propaganda senza farsi vedere è diventato l'obiettivo col quale trasmettere, diciamo, le produzioni, utilizzare le produzioni memetiche. L'abbiamo visto all'interno della nostra indagine, per esempio, anche sulla guerra in Ucraina, sulle prese di posizione che nel corso del tempo ci sono state. Il governo ucraino usa i meme per rendersi visibili ai media occidentali e per richiamare l'attenzione, quindi ci sono tanti elementi che entrano in gioco e che rendono i meme un oggetto, secondo me, sempre più interessante, ma possono servire anche, vi volevo far vedere queste due declinazioni, anche per attaccare gli avversari o per difendere se stessi. E qui torna uno di quelli, diciamo, dei politici che nel corso degli anni ha meglio utilizzato le piattaforme digitali da un punto di vista comunicativo, che è Salvini, e che vedete usa i meme come forma di propaganda. Qui vediamo la stessa base memetica che vi ho fatto vedere all'inizio, in cui appunto si difende da chi gli dice che è sempre colpa di Salvini. Peraltro lui utilizza anche moltissimo i gattini, che sono una delle forme memetiche più utilizzate di internet, quindi gattini per Salvini, e che lo usa anche per attaccare gli avversari. E quindi da questo punto di vista usa un'altra base memetica che è Drake per parlare di Conte durante le chiusure della pandemia, per attaccare l'avversario rispetto al tema dell'immigrazione, che come sappiamo è un suo cavallo, diciamo, cavallo di battaglia. E quindi a questo punto non potevo che non salutare per questa parte, ma poi ovviamente togliamo solo la presentazione, sono qui per tutte le domande, e con un meme che intercetta a questo punto un processo di ibridazione tra la politica statunitense e quella italiana, e quindi lo scranno di Nancy Pelosi durante l'occupazione del Campidoglio, che diventa appunto la proposta, si ibrida con la proposta shock di Matteo Renzi, e va a raccontare, diciamo, ancora un pezzettino di politica a chi non occupa, diciamo, non si occupa di politica, a chi non è interessato alla politica tradizionale. Quindi io mi fermo qui e sono a disposizione per tutte le domande. Guarda, è stato veramente interessantissimo tutto quello che hai detto. Ci sono certe cose che ad esempio manco mi sarei sognato di arrivarci da certi punti di vista, certe finezze che effettivamente chi è nel campo comunicativo forse ci arriva un pochino prima, ed è molto bello, insomma, che anche in questo consesso noi riusciamo, ecco, a fare divulgazione anche da come si comunica una certa materia. Quindi sì, effettivamente, come dice Giorgio, è stato effettivamente molto istruttivo. Grazie Giorgio. Detto questo, io vi ricordo nuovamente che sotto in descrizione trovate la sinossi del libro La politica pop online, Roberta Bracciale e Gianpietro Mazzoleni, ma ce ne sono ovviamente molti altri di libri, articoli. Immagino che anche tu avrai un'accademia.edu dove magari si potrà vedere qualche tua produzione scientifica, che sicuramente su questo campo di indagine è molto interessante e aggiornatissima. Chi, diciamo, siamo su YouTube, quindi di fatto chi basa anche determinati canali sul meme, proprio come ad esempio, io ne cito due perché li seguo anche particolarmente, cioè Poldo e la serie Due Gambe. Da questo punto di vista, beh, insomma, se siete magari collegati o se un domani vedete questa live, insomma, vi ho pensato, guardatela e magari anche spammate, certo. perché effettivamente sono delle basi anche molto interessanti. Cioè il meme non è che nasce solamente così perché siamo tutti simpaticoni e quant'altro, ma c'è proprio una scienza di fatto da questo punto di vista. Quindi io non, a parte complimenti, una live interessantissima, ecco,
Poi in più Marco Bognardi, Grazie. che tra parentesi è un tuo collega, anche se di altro ambito, perché è del Politecnico di Milano, è un ordinario di metallurgia, insomma, è nostro ospite fisso, diciamo, su determinate tematiche riferite agli armamenti, anche alle strategie napoleoniche. Ha voluto seguirci perché sono discorsi che effettivamente sono molto presenti, e credo oltretutto, qua se posso, scusami Roberta, faccio una leggera critica anche all'università, forse anche l'università dovrebbe occuparsene e sfruttarli da questo punto di vista, perché cerchiamo anche di non trincerarci sempre nella torre d'avorio, ma ampliamoci anche per una sorta di terza missione di cui la divulgazione fa parte, e di conseguenza i meme sono anche una forma da questo punto di vista di divulgazione. Guarda, martedì vado a fare una lezione in una scuola superiore proprio per la terza missione, parlandogli solo di memini. Quindi Però è intanto, essenziale, perché così come sono cambiati i meme, è cambiato anche il modo di apprendere. Diciamo, io sono di un'altra generazione, il nostro modo di apprendere era molto più frontale, e così non li tieni più, cioè non c'è modo, quindi possono essere usati per fargli capire tante cose in tutte le discipline, secondo me. guarda, c'è un video interessantissimo che io consiglio a tutti, e non so se l'hai visto anche te, ma nel caso te lo consiglio, sempre del canale di questo canale YouTube che si chiama Poldo, riguardo l'attenzione appunto che si è estremamente abbassata anche a causa di TikTok, e quindi magari da questo punto di vista, insomma, qualche spunto Sì, interessante potresti guardarlo tu, se non lo conosci, e anche voi, perché io effettivamente quando l'ho visto ho notato anch'io, da insegnante tra l'altro, perché quello è il mio reale lavoro, che questa situazione continua a peggiorare sempre di più. Diciamo che la causa non è magari solo un social network, ma l'attenzione costante che si abbassa perché vengono buttati questi ragazzi effettivamente su piattaforme senza un'educazione al medium o ai media, che non è che deve essere solo mediato dalle scuole, ma di fatto poi dalla famiglia stessa. E questo ovviamente non succede perché un bambino che piange non piace a nessuno e disturba. Quindi molto meglio metterlo, se prima lo mettevamo davanti alla televisione, adesso lo mettiamo davanti al cellulare o al tablet o al PC nel caso. Però di solito quello più immediato, il device più immediato sono sempre gli smartphone o i tablet. Detto questo, io non ci sono altre domande, ti terrei qua per ore davvero, perché ci sono tantissime cose che mi interessano e di cui vorrei chiederti, ma magari potremmo fare successivamente un'altra live su temi affini. E a questo punto io ti ringrazio molto, quindi ringrazio Roberta Bracciale, ringrazio voi che ci avete seguito fino ad oggi. Grazie a te per l'invito, e grazie a voi che, diciamo, avete avuto la pazienza di seguirmi durante questo percorso attraverso i meme. Detto questo, la politica pop online per i tipi del mulino. Giorgio qua giustamente dice la famiglia non ha la formazione necessaria per difendersi dai social. Sì e no, perché comunque ciò non toglie che attualmente in un mondo così aperto da un punto di vista internetiano, del web e quant'altro, i tutorial si trovano dovunque, le formazioni online gratuite ci sono, e quindi sì, ma non ce la fai, Luca. Secondo io sono d'accordo con Giorgio, cioè quando tuo figlio arriva e ti dice, che ne so, fammi vedere il cellulare, c'ha le cartelle nascoste in cui c'ha tutte le cose, il genitore medio non ci pensa proprio che c'è una cartella nascosta, quindi secondo me è un problema più generale, ma è un problema della formazione in Italia come in altri paesi, in Italia in particolare perché non c'era con i media tradizionali, figuriamoci con noi media in cui spesso, cioè gli insegnanti non devono fare il loro lavoro, cioè devono insegnare le loro materie. Qui ci vogliono persone specializzate che insegnano agli insegnanti, ai genitori e così via, come si usano i media, disciplina che esiste in altri paesi e che in Italia è poco sviluppata, pochissimo. Guarda Roberta, io sono in parte d'accordo con te, ma non per difendere la categoria dell'insegnante, ma perché purtroppo siamo una categoria talmente variegata dal punto di vista dell'età media, diciamo così. No, quello intendevo dire. Ah, ok, perfetto, allora forse sì, diciamo la stessa cosa, cioè dal più giovane al più tu magari lo sai fare, però un insegnante che insegna storia, ok?
e che magari è un insegnante, non a caso, che è un insegnante più adulto e che non è appassionato come te, ma non deve sviluppare le competenze per sapere come si utilizza, non deve essere l'insegnante a insegnare come si utilizzano i media, no? Poi magari ci sono insegnanti che hanno una sensibilità più sviluppata, vuoi per età, per curiosità, per tanti motivi, perché puoi tornare anche l'insegnante boomer a 20 anni e quello super smart a 60. Io glielo dico sempre ai miei studenti, dico sempre che ho una classe di banditi della triennale che mi fanno morire perché appunto mi tengono giovane e so tanti, insomma, una classe bella numerosa e gli dico sempre si può essere boomer nell'aula, nell'animo. Sì, sì. Cioè non è una questione di età. E quindi il discorso è veramente, veramente complesso, da non chiudere in coda, sono d'accordo con te, non è solo la scuola responsabile, però rendiamoci conto che sia a scuola che a casa non è detto che ci siano gli strumenti per affrontare questo tipo di problematiche. Penso a tutte le challenge di imitazioni, no? Se noi abbiamo dovuto scrivere, citavamo l'uomo tigre prima, sotto l'uomo tigre, non replicare queste cose a casa perché i bambini si facevano male tra di loro, i ragazzini giocando con i fratellini o le sorelline. Immaginiamoci su internet dove sono già i genitori che magari sono buongiornissimo caffè e pensano che le fonti siano tutte vere e reali, no? Quindi insomma il discorso è lungo e complesso e abbiamo bisogno di guardarlo con occhi tutti diversi, cioè non mi sto togliendo dalle responsabilità, No, però di aprire proprio uno sguardo diverso su questi processi formativi perché ormai parliamo lingue differenti. Se no. sì, sicuramente una cosa penso che condividiamo entrambi è uno, avere il cosiddetto boots on the ground, cioè avere effettivamente il piede su questo campo, perché altrimenti guardarlo solamente in maniera distaccata, un po' verista da questo punto di vista, non funziona, e oltretutto non condannarlo completamente, comprenderlo, capire come funziona, spiegarlo e magari farlo proprio da questo punto di vista, perché Assolutamente. può aprire tanti fronti e può avvicinare anche dal punto di vista, questo è quello che facciamo, che faccio io, ma che fanno anche tanti miei colleghi all'interno di YouTube, può aprire ovviamente a assorbire un po' di informazioni in altro modo, magari, senza la lezione E frontale. di questo vi ringraziamo, sì. Perfetto. Grazie mille Roberta, grazie mille a voi. Quindi, Grazie Luca. noi ci rivediamo a questo punto a una prossima live che dovrebbe essere il 22 e avremo come ospite Leonardo Lanzara, quindi torniamo diciamo a parlare di qualcosa molto diverso rispetto ad oggi e delle tematiche che di fatto tratto in questo canale, ma questa live la volevo fare assolutamente a prescindere da quante persone la vedranno e spero in futuro molte di più di quanto magari si sono connesse oggi, e quindi io di nuovo ringrazio voi, ringrazio te Roberta, ci vediamo alla prossima live ancora qui su Paresia. Arrivederci a tutti. Grazie a tutti e a tutte, grazie.